Il problema è che la strada sta ben aperta per tutte le cose, per l'ambulanza, per i pompieri. È un pericolo, siamo in pericolo veramente. Cipriano Zonta ha deciso di chiamare Rete Veneta per vederci chiaro. Ieri sera finalmente c'è stato un incontro in municipio. Ho chiamato Rete Veneta perché ieri sera c'è stata un'assemblea e la maggioranza ha votato, ci sono stati 24 sì per togliere questa sbarra qua e ci sono stati 18 no. Cioè dai 24 ai 18 per me vince la maggioranza, cioè sono i 24 sì e la barra deve toglierla, cioè deve restare aperta alla strada, basta, chiuso. Questa mattina invece? Invece questa mattina sono arrivato qua e è ancora chiusa. Oggi siamo andati dal sindaco a chiedere spiegazioni. La strada resta chiusa. Ma non è detto, stasera facciamo una valutazione in giunta e può darsi anche che si riapra, così scopriamo le reazioni opposte. Un successo parziale dunque per Cipriano Zonta. La consultazione indetta ieri sera aveva carattere solo orientativo. Si rende necessario prima l'istituzione di un consiglio di quartiere che ancora non esiste formalmente. Solo dopo si prenderà un provvedimento definitivo. Vediamo come va a finire perché adesso la strada è ancora chiusa. La strada certamente non è provinciale, non è chiusa perché chiunque può accedere alle proprie proprietà, ma se il punto di equilibrio è comunque riaprirla togliendo la sbarra, l'amministrazione sceglierà questo punto di equilibrio. Ecco, noi torneremo allora tra 2 mesi come un impegno per verificare com'è andata. Certo, potete tornare e vedrete che la soluzione sarà quella che in questo momento ho prospettato.